Ancora una volta è stata raccolta in tutti i sensi la segnalazione di TV12. L'enorme accumulo di indumenti usati è prontamente stato tolto poche ore dopo il nostro servizio durante Friuli in diretta. Peccato però che sia stato lasciato tutto ciò che non era legato al conferimento del vestiario. Seggiolini abbandonati, buste di immondizia presenti sabato pomeriggio erano ancora lì ad attirare insetti, ratti, cornacchie anche nella mattinata di lunedì, scatenando la rabbia del consigliere comunale di Costruire Futuro, Antonella Eloisa Gatta, che abita in zona e che sa come funziona la situazione e oltre al danno la beffa racconta. Il danno di sabato e di quel accumulo di abbigliamento, scarpe e altro che anche grazie al vostro servizio era stato ridimensionato. La beffa perché apparentemente sembrava risolto, se poi invece ci si sposta fuori si vedono sacchi di vestiti e non solo che hanno creato veramente un degrado attorno a questa parrocchia e attorno alla zona di Chiavris che mai era stato evidenziato fino ad oggi. L'idea di venire a svuotare i cassonetti e poi iniziare a dire non è competenza mia, non è competenza della Chiesa, non è competenza del Comune, non è competenza di nessuno, lo scaricabarile, oltre il danno, la beffa, di mantenere questi sacchi che creano veramente un degrado incredibile da un punto di vista sia visivo che, mi spiace dirlo, sanitario. Nel tentativo di capire chi deve raccogliere cosa, la sporcizia e il degrado aumenta, così come lo stato di confusione generale che rovina un bell'angolo di verde. Una situazione così brutta da vedere che porta anche a considerazioni drastiche se non si è in grado di parlare e di risolvere la questione. Tanto vale eliminare le campane per i vestiti. Dove si cammina? Fanno i passeggini, dove si entra per la chiesa, dove si cammina, ma soprattutto io devo dirle, io vivo qui, non è mai accaduto. Quindi questo cosa significa? Che comunque lì dove purtroppo inizia ad esserci il degrado in un angolo, nella fattispecie quello dei vestiti non raccolti, purtroppo degrado chiama degrado. Se proprio la situazione dovesse andare avanti, allora si potrebbe anche decidere di togliere questi raccoglitori di indumenti, perché se questi raccoglitori oltre agli indumenti fanno sì che venga attratto tutto il resto di bustoni neri, e beh allora via il dente, via il dolore.